Elodie, ancora in diretta su Studio 90 Italia. Buongiorno a tutti, tra pochissimo ancora notizie e curiosità e intanto cominciamo con il parlare di un evento che è successo, un fenomeno proprio che ormai conosciamo purtroppo molto bene, quello del terremoto, perché trema la terra alle pendici dell'Etna. Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato avvertito nella notte tra sabato e domenica dalla popolazione nella zona di Zafferana Etnea in provincia di Catania. Secondo quanto riportato da Blog Sicilia, le scosse che nella notte si sono susseguite una dopo l'altra hanno messo ovviamente in allarme i residenti. Alle 4:30 una scossa più forte è stata accompagnata da un boato dell'Etna e percepita per circa 3 secondi dalla popolazione. Sono stati degli attimi di paura, con i cittadini che si sono riversati nelle strade, nelle piazze e nei punti di raccolta del paese. Tra le scosse avvertite all'1:50, alle 4:38 e alle 5:08 minuti il terremoto è stato avvertito anche nei comuni di Milo, Santa Venerina, Giarre, Sant'Alfio, Lingua Glossa, Trecastagni, Via Grande e Pedara. I movimenti della terra e l'attività dell'Etna sono costantemente monitorati dai vulcanologi dell'INGV di Catania.